Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, ormai da diversi mesi vola a vele spiegate verso un consenso che aumenta giorno dopo giorno e che potrebbe anche ridimensionare il peso politico della Lega di Salvini, superando ormai abbondantemente il partito di Berlusconi Forza Italia, attestandosi a una percentuale ormai fissa sulle due cifre. Questo maggiore peso politico potrebbe essere decisivo anche verso la scelta dei prossimi candidati nei maggiori capoluoghi cittadini e nel caso di Agrigento potrebbe anche esprimere un suo proprio nome, anche in linea con quanto già espresso qualche mese fa dal tavolo del centrodestra siciliano di accentrare in capo alle segreterie regionali dei partiti le scelte delle candidature a sindaco nelle maggiori città siciliane, tra cui Agrigento. In merito abbiamo sentito il parere di Paolo Antinoro, esponente di spicco dei Fratelli d'Italia in città. A livello nazionale Fratelli d'Italia oggi è il terzo partito, ha raggiunto il 16%, questo perché la nostra leader Giorgia Meloni in questi anni ha dimostrato coerenza, coraggio e ha instaurato con i cittadini un rapporto di immensa fiducia. Noi alla luce di questo meraviglioso risultato e di questo momento di grande ascesa di Fratelli d'Italia siamo pronti ad impegnarci al meglio per le amministrative 2020 e a dare il nostro contributo. Attendiamo al momento direttive da parte del tavolo nazionale e regionale in un'ottica di centrodestra unito, ove ci venisse chiesto siamo pronti a esprimere un nostro candidato. Abbiamo una classe dirigente che in questi anni si è formata, una classe dirigente che ha lavorato e ha instaurato proprio quel rapporto di immensa fiducia con i cittadini e adesso siamo pronti a dare il nostro vero contributo. Si può tramutare un nuovo nome qui su Agrigento in un'ipotesi regionale? Beh, ripeto, ove ci venisse richiesto, sempre in un'ottica di centrodestra unito, questo sia chiaro, e il tavolo regionale o nazionale dovesse chiedercelo, sì, perché no? Potremmo esprimere un nostro candidato che sia di Fratelli d'Italia e che appartenga alla nostra storia. La Zambuto. È diverso sì da Zambuto. Zambuto è un caro amico, è chiaro che non è di Fratelli d'Italia, poi si vedrà quelli che saranno gli accordi sempre a livello nazionale e regionale, ripeto.